degli Appennini, scusate, Novi Ligure, Genova, si riparte, fiori, con la modalità Pro Cyclist. E voglio fare bene, qua possiamo e dobbiamo fare bene, questa è la mappa, insomma la mappa... Diciamo che è una gara non proprio disegnata per il Cume, perché l'arrivo è tanto in discesa, però possiamo provarci, insomma. Voglio fare comunque buoni risultati, abbiamo la possibilità di arrivare nella top 5 tranquillamente se siamo perfetti. E sarà quasi certamente un arrivo in volata. Eh sì, perché comunque i primi hanno 49 secondi, sta tirando molto qua la Barilla e l'altra squadra, adesso vediamo. Io sono qua comunque a ruota, siamo meno uno di giornata, purtroppo non il massimo. E vediamo cosa riusciamo a combinare. Adesso tira la Barilla, anzi non tira più un cazzo di nessuno in realtà. Sono tutti stanchi, porca troia. Ci sono due davanti, due fuggitivi davanti, chi c'è? McVoy e Bohem. Vabbè. Qua nessuno tira più. Io non posso permettermi di tirare, la mia squadra dorme. Rischiamo di perdere la gara così. Bravo come. Cioè, brava la mia squadra che è proprio deficiente. Il Cume deve partire da solo. Il Cume parte. Il Cume parte a 5 km. Non sono Valverde, ma va bene. Niente. Niente da fare. Il gruppo non recupera. Recupera solo su di me il gruppo. Pazzesco. Vabbè, questa è una roba indegna. Questa è una roba indegna. Vanno a vincere loro perché... non so come sia possibile. La Barilla dorme proprio. Se più non ha uno davanti, no, probabilmente ha uno davanti la Barilla. Questo forse è il problema. Niente da fare. E devo scattare adesso, non ho alternativa. La Barilla ha fatto veramente una bella giocata. Complimenti a loro. Diciamo che potevamo gestirla meglio però. Adesso vediamo chi vince. Sono curioso di vedere chi vince, se è vero. Ah, che cagata però. Il cagatone, signori. Vediamo se riusciamo a prendere il podio almeno. Sì. Vedi. Proprio così. Proprio così, purtroppo. Proprio così. Vediamo se riusciamo a ottenere il terzo posto. Sarebbe già una cosa buona. Speriamo. Terzo posto. Ma para te, che dormita colossale. Terzo posto, podio, non male, ma... La Barilla ha fatto le cose per bene. Al Giro della Toscana, Montecatini, Terme, Arezzo. Comunque non ha vinto uno della Barilla, era della Bardini, scusate, proprio non ho capito questo errore di tutti, perché è stato un errore generale, comunque un buon terzo posto, non male, un bel piazzamento, però potevo assolutamente vincere. Sono il migliore anche qua, secondo me, speriamo. Siamo in grandissima forma. Andiamo. 10 km all'arrivo, siamo vicini, stavolta non abbiamo sbagliato, nessuno per fortuna, però sempre meno uno, io non capisco il perché. Un meno uno di giornata anche oggi, però siamo in straforma. Discovery Channel è in testa. Dai, voglio vincerla questa, cazzo. Anche se non abbiamo i favori della forma, però secondo me siamo tra i più forti. Anche se il pelotone è al completo, Siamo al completo. Adesso c'è un'ultima piccola salita. No, non possiamo. Ho sprecato ancora il gel energetico. Dio Christiansen. Però 30 secondi a quel porco. Dai, Cume. No, il Cume non ce la fa proprio, Non ce la fa proprio il Cume, signori, è ufficiale. È proprio ufficiale. Caputtana, oh. Aspettiamo per lo sprint. 30 secondi di vantaggio. Io proprio sono fermo, Io sono proprio fermo. Tocca partire adesso. Sarà praticamente impossibile vincere. Il Cume è proprio crollato alla fine. Crollato come un perognocco proprio. Stracrollato il Cume. Mamma mia. Vabbè, comunque avremmo perso lo stesso. 2 gare gestite molto molto male. Anche se nella prima sono arrivato terzo. Questa è sbagliatissima. Però il Cume mi ha tradito proprio nella salita. Boh.
Non l'ho capita sinceramente. Il Cume arriva ma molto di un giro di Polonia impronunciabile. E questa è già una tappa durissima, sotto 3 di montagna mi sembra. Un percorso durissimo. Di solito non sono portato per i percorsi, però dobbiamo fare bene, senza discussioni. Proviamo ad attaccare. Per non perdere troppo, però sarà veramente un'impresa, Niente, sì che sono in straforma nella barra degli allenamenti, però dopo arrivo alle tappe così. Arrivo alle tappe così. One disaster, Kuma. One disaster. Cerchiamo di agganciare il più possibili. No, ma ormai la tappa è andata, Il tappone è andato. Pazzesco, non so che dire, Fiori. Non so proprio cosa dire. Abbiamo perso 3 minuti. Per carità, lo so che io non sono per le gare così, diciamo per i circuiti, però proprio un Kuma stra fuori forma per quanto in realtà ho il contrario dopo nelle statistiche del ciclista. Tutto in tutto verde, vabbè. Niente ragazzi, sarà durissima adesso. Io aspetto. Diciamo che vigilo, dai, il Kuma vigila. Io poi il mio compagno, anche che cazzo fa il mio compagno? Un bel coglionazzo il mio compagno, vai. No, non è neanche il mio compagno, no. Harley, sì. Vai. Tanto abbiamo perso 2 minuti e 26, vabbè. Quello è proprio incredibile. La prima tappa l'ho già distrutto. Come tutorial su come perdere un giro. Con una forma eccellente poi, quello è il bello. C'ho qua il V-Show. Sì, beh, sicuramente vince lui. Su questo non c'è dubbio, questo giro lo vince lui. Se non fa cappelle. Io me la devo giocare all'ultimo, però tanto sono bello carico, possiamo fare bene. Possiamo fare bene. Dai ragazzi, su un po' di grinta, questo video che, a parte il terzo posto un po' così, ma c'è stato ancora qualche colpo di scena, qualcosa di veramente epicus. Dai come, dai. Proprio sarà un super arrivo in volata. Sarà un super arrivo in volata. Vediamo che riusciamo a combinare. Tra poco vai di gel energetico. Gel energetico. E andiamo a sprintare. Vai Kume, vediamo cosa riusciamo a combinare. Vai Kume, tirala. C'è troppa gente forte in volata, niente da fare. Troppa gente forte in volata, non in discesa, addirittura in pianura. Non ci sono speranze, peccato. Devo partire un po' prima, forse, chi lo sa. Non chiudo neanche tra i primi 10, ma che cazzo. Incredibile. Ragazzi, sta girando un pirlotto, erano 2, non 3, vabbè, lasciamo perdere, proprio vaneggi come indiani. Guardate com'era la mia forma. È proprio sbagliato, Fioi, scusate. Adesso ragazzi, nel prossimo video dobbiamo pompare bene perché non è andata benissimo, nel senso che abbiamo fatto prestazioni sotto le aspettative e stiamo salendo anche piano, dopo un bel inizio, piccole battute d'arresto, ma ci siamo, dai Fioi, non disperiamo che in questa stagione, anche in questa seconda stagione comunque prevedo un colpo di scena e una gran vittoria. Dai Fioi, raga, un saluto dal comandone veneziano.